La campagna di screening rivolta al personale scolastico si allunga anche nel fine settimana. Le 5 sedi distrettuali dell'USL 6 Ugania in cui è possibile prenotare il test sierologico rimarranno aperte anche sabato 29 e domenica 30 agosto e il weekend successivo di sabato 5 e domenica 6 settembre con orario dalle 7 alle 13, sempre effettuando prima la prenotazione. I lavoratori della scuola interessati dallo screening possono anche rivolgersi al proprio medico di medicina generale per verificare la possibilità di effettuare il test presso il suo ambulatorio. Il test sierologico, altrimenti chiamato pungidito o sapponetta, individua la presenza di anticorpi nel sangue che si generano quando una persona è entrata in contatto con il Covid. È effettuato mediante il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello e verrà esaminato subito in sede. I risultati saranno consegnati poco dopo. Nel caso in cui il test desse esito positivo o dubbio, il soggetto verrà sottoposto a tampone entro 48 ore.